Bene, tanto ci avete sentito chiacchierare. Dovremmo essere circa in 500 in questa sala, mi pare che, sì, credo ci siamo tutti. L'argomento della relazione di questa sala è la relazione con i ragazzi, appunto, e siamo onorati di avere con noi, proprio a parlarci di questo tema, la dottoressa Paola Scalari. Allora ve la presento rapidamente. La dottoressa appunto Scalari è psicologa, psicoterapeuta e psicosocioanalista. Magari ci spiegherà anche questi termini, cosa vogliono dire. Insomma, noi siamo forse meno ferrati. È docente di psicoterapia della coppia e della famiglia alla scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG. Esercita anche come libero professionista a Mestre, quindi è della nostra zona, è socia di Ariele Psicoterapia COIRAG e Ariele Associazione Italiana di Psicosocioanalisi, è socio onorario del Movimento Italiano Psicologia Perinatale. È anche consulente, docente, formatore e supervisore di gruppi ed equip per enti e istituzioni dei settori sanitario, sociale, educativo e scolastico. Cura poi per Armando la collana Intrecci. Ecco, poi vi diremo, ha portato anche alcune sue pubblicazioni, quelle che potrebbero magari interessare maggiormente noi capi scout nel nostro servizio, e poi per la Meridiana cura anche la collana Premesse per il cambiamento sociale. È anche consulente di alcune riviste come Animazione Sociale del gruppo Abele, Conflitti del CPPP, Io e il mio bambino, Sfera Rizzoli Group. Nel 1988 ha fondato i centri Età Evolutiva del Comune di Venezia per sostenere la famiglia nel suo compito di far crescere i ragazzi e si è occupata della progettualità del servizio infanzia e adolescenza della città di Venezia. Davvero è un curriculum ricco e appunto poi magari ci spiegherà anche alcune cose di questo curriculum. Vorrei fare un ulteriore brevissimo approfondimento. Ha un sito ricchissimo, www.paolascalari.it, o comunque lo cercate con il suo nome e cognome. È davvero una miniera di spunti, di riflessioni. In questi giorni, appunto, un po' per prepararmi a introdurla, ho guardato diverse sezioni del sito ed è ricchissimo, per cui adesso l'ascolteremo e capiremo un po' meglio di lei, però insomma i giorni successivi, i prossimi giorni e in generale io credo anche come accompagnamento per il nostro servizio, questo è davvero una miniera, il suo sito di spunti e di idee. Abbiamo chiesto appunto a Paola di parlarci della relazione con i ragazzi. È un tema che diciamo che è uno dei temi centrali la relazione tra adulti e la relazione con i ragazzi sono sempre un po' i nodi sui quali ci confrontiamo con maggiore frequenza. Lascio immediatamente la parola a lei. Vorrei ricordare a tutti che si tratta questa mattina di una formazione che avete scelto a livello individuale, per cui vi siete iscritti in base a queste 6 opzioni e avete scelto questo, ma non è solo una formazione individuale, è una formazione che poi avviene comunque all'interno di una comunità capi, per cui quello che noi come individui, come singoli recepiamo e maturiamo ha senso se poi viene calato all'interno di una comunità, che è il tema proprio di questo convegno, la ricchezza delle nostre comunità capi. Ecco, per cui ricordiamo sempre che questa mattina appunto ci formiamo a livello individuale, ma in realtà tutto quello che questa mattina recepiamo deve poi trovare confronto, attuazione sì, all'interno proprio della nostra comunità capi. Lascio la parola a Paola, lasceremo poi alla fine, dobbiamo chiudere per le 11, lasceremo poi alla fine uno spazio anche per eventuali domande. Lei giustamente diceva, sentiamo anche da voi dove volete un po' che ci concentriamo. Bene, allora buon lavoro. Grazie Silvia e grazie alle persone che hanno aderito a questa tematica
che cercheremo un po' in questa, diciamo, 2 ore che ci sono concesse, di dare degli spunti, dei suggerimenti, delle piste di pensiero. Chiaro che è una tematica ricchissima, molto ampia, in cui io posso attingere, diciamo, da un sapere che viene fondamentalmente dal mio lavoro appunto di psicoterapeuta, cioè io vedo pazienti, quelli veri, sul lettino. E perché? Perché mi portano la sofferenza, il dolore, la confusione, la rabbia, l'impotenza, lo smarrimento dell'essere in questo mondo così difficile, così complesso, così disorientante, laddove non abbiamo o non hanno degli adulti significativi capaci di orientarli. Questo sarà un po' il fulcro di tutto il nostro chiacchierare stamattina. I ragazzi faticano a crescere, possono perdersi, possono stare male, che poi per voi significa si comportano male, perché poi la traduzione di quella sofferenza nella quotidianità è si comportano male. Potremmo dire che poi, e vedremo, non obbediscono, non si prendono gli impegni, non rispettano le consegne, ma questo è il comportamento che deriva da uno stato di ansia, agitazione e difficoltà che a sua volta deriva dalla mancanza di incontri sufficienti per quel ragazzo e quella ragazza con degli adulti significativi. Per cui parlare oggi per me alle comunità CAPI significa aprire con voi e poi ascoltare molto anche voi e le vostre difficoltà o le vostre piaceri nel incontrare questi ragazzi di oggi, nella fatica di poter offrire loro quello che è, credo, nella vostra mission, un'esperienza educativa. È possibile offrire ai ragazzi di oggi? Quanto è possibile offrire? Che tipo è possibile di offerta di una relazione educativa? Credo che la risposta sta già nel titolo che il comitato organizzativo ha individuato, non solo in questo seminario, ma come filo conduttore di tutti i seminari di questa mattina, che è la relazione. Ora, mi pare che non ci sia dubbio da nessuna parte, né dalla mia né dalla vostra, che vogliamo lavorare e offrire una relazione. Se io vi chiedessi, e non ho dubbi sulla risposta, volete lavorare in relazione, mi direste tutti sì, cioè noi siamo convinti, vogliamo, il nostro metodo si poggia sulla possibilità di valorizzare la relazione. Solo che al di là che siamo tutti d'accordo su questa, stamattina vi toccherà sopportare che io ci metto dentro qualche pungolo, perché sennò sarebbe tutto facile. Lavoriamo in relazioni, i ragazzi hanno bisogno di relazioni, basta, posso andare via. Invece no, perché la relazione oggi più di ieri, è estremamente uno strumento di grande potenza, ma anche di grande fragilità. Perché vedete, per parlare di relazione è necessario tener conto dei 2 poli che uniscono un ragazzo e un adulto, ma anche un gruppo di ragazzi e un gruppo di adulti, ma anche quei ragazzi, quegli adulti nei contesti di vita dove operano. E quindi già comincia a grovigliarsi la matassa delle relazioni. Quindi diciamo che togliamo subito dal campo, o provo a togliere subito dal campo delle vostre riflessioni, che si possa pensare: io mi relaziono con Giovanni, ma Giovanni non vuole nessuna relazione con me. Questa semplificazione non esiste, è un'illusione, una semplificazione perché ci è difficile tener conto della complessità del groviglio, diciamo, di fili che unisce
non solo Giovanni che non vuole relazionarsi con me, che mi scansa, che non mi ascolta, che non vuole fare quello che gli dico, ma anche e soprattutto io oggi vorrei mettere lì l'accento come voi state con Giovanni. Vedete, è facile, soprattutto di derivazione dal mondo educativo, formativo, dal mondo scolastico, poter dire Giovanni non fa quello che deve fare. Giovanni non è come mi aspetterei fosse. Giovanni non si comporta così come sarebbe opportuno in questa situazione. Questo è semplice. Purtroppo è un semplice perché serve per scaricare sul ragazzo in difficoltà, sul ragazzo ribelle, sul ragazzo timido, sul ragazzo ritroso, sul ragazzo arrabbiato. Abbiamo un po' tutta la tipologia ovviamente delle emozioni dei nostri ragazzi. Sarebbe scaricare su di lui come una responsabilità di essere quello che lui è. Ma non è così. Non esiste Giovanni arrabbiato, timido, ritroso, disobbediente. Esiste Giovanni in relazione a quell'educatore, a quel capo, a quella persona adulta, si comporta in quel determinato modo. E quindi se lavoriamo sulla relazione, mai possiamo dire Giovanni è. Dobbiamo sempre dire io o noi con Giovanni siamo. Io o noi, allora adesso andrò un po' con l'io e poi andrò col noi. No, allora io non sto male con Giovanni, a me Giovanni fa venire l'ansia, Giovanni mi fa venire la rabbia, io sento che non riesco a comunicare con lui. Allora mi piacerebbe che questo passaggio fosse una delle cose che vi portate a casa stamattina dall'incontro con me, che se lavoriamo in relazione dobbiamo essere molto capaci di avere una relazione con noi stessi. Questo è il segreto. Ciò che ci permette di lavorare in relazione è l'essere capaci di stare in un rapporto di ascolto, di comprensione, di dialogo dentro di noi e dove qualsiasi osservazione sui ragazzi non passa sulla colpevolizzazione dei giovani, ma passa per la grande fatica di cui io sono totalmente comprensiva e studio molto su questi aspetti delle fragilità oggi degli adulti. La fragilità oggi degli adulti porta a uno scaricare sull'altro le responsabilità del malessere. Il grande credo, anche mission, non so se dico sbagliato, ma insomma di assumere il compito un po' di cercare di aiutare le nuove generazioni significa aiutare le nuove generazioni a trovare un posto in questo mondo molto complesso, assumendovene completamente la responsabilità. Guardate che è una cosa molto rara di questi tempi e quindi penso che sia una qualità altrettanto importante che voi potete portare avanti. Assumerci la responsabilità. Oggi nessuno vuole più responsabilità. Sono i bambini che sono cattivi, sono i ragazzi che sono fuori di testa, sono i genitori che non li educano, è la scuola che non li prepara. Ho capito, tutti hanno le colpe e noi abbiamo la responsabilità di essere anche noi cittadini di questo mondo e quindi anche noi persone in difficoltà nel nostro percorso di adultità, nella nostra capacità di esprimere la nostra maturità, nella nostra capacità di essere persone competenti nell'incontro relazionale con i più piccoli. Allora proviamo a guardare. E poi, quando io ho accettato questo invito, per amicizia, per passione, ma anche per grande interesse, a vedere come voi la pensate. Se il mio lavoro è fare allora la psicanalista, l'altro mio lavoro è fare formazione in giro più o meno per tutta Italia, con operatori, educatori nelle aree scolastiche, sanitarie e sociosanitarie, cioè nei diversi ambiti
dove possiamo provare a comprendere e a sviluppare l'idea di come poter essere adulti competenti oggi. Per cui poi, per me il vero interesse, e sono qui, certo per darvi alcuni spunti, ma per ascoltare per voi, dal vostro punto di vista che è molto specifico delle comunità CAPI, avete un osservatorio ricchissimo, avete una possibilità di attraversamento veramente di tante situazioni. Qual è per voi oggi la difficoltà, che io traduco così, di avere una funzione educativa? E per avere una funzione educativa bisogna essere cresciuti. E crescere oggi è difficile, al di là dell'età cronologica. Ovviamente qui ci sono, credo, una vasta gamma di età cronologiche, ma non è assolutamente detto che l'età cronologica dia più o meno maturità. La maturità viene dalla capacità di evolvere un concetto fondamentale che tra gli tanti vorrei che vi raggiungesse, che se lavoriamo nella relazione con i ragazzi e vogliamo essere delle persone mature, noi pensiamo e sappiamo e riconosciamo l'esistenza dell'altro, lo mettiamo con la A maiuscola. L'altro non è me, altro è qualcuno di sconosciuto, è qualcuno che io posso cercare di conoscere e di comprendere, ma che mai sarà per me una possibilità di comprendere, sapere e spiegare tutto. L'altro è sempre un mistero. E il piacere di lavorare nelle relazioni e il non stancarsi di lavorare nelle relazioni è il piacere di conoscere il pianeta altro, questo pianeta sempre sconosciuto, sempre diverso, sempre e mette a prova le nostre capacità di incontro. Allora, l'altro, essere cresciuti significa perché Maria non fa così, perché Francesca non fa colà, perché sono Maria e perché sono Francesca e perché sono Giovanni, perché sono altro da noi. Se vogliamo lavorare nella relazione, allora, e vogliamo farlo in maniera matura, allora dobbiamo riconoscere che i ragazzi di cui ci occupiamo, ma le persone che ci circondano in senso più generale, sono altri sconosciuti, su cui la nostra maturità sarà quella di interrogarci perché nella relazione con noi stanno succedendo una serie di cose che possono delle volte inquietarci, preoccuparci, affaticarci, ma anche sorprenderci positivamente. Allora, essere cresciuto al di là dell'età cronologica porta ad avere quella autorevolezza, quella dissimmetria, quella differenza di statuto che è l'unica che vi può far vedere i ragazzi, vi può far incontrare le nuove generazioni senza confondervi con loro. La difficoltà della relazione è tenere la dissimmetria. Non c'è relazione educativa senza dissimmetria. La dissimmetria dell'esperienza, voi credo, e perdonatemi se sbaglio, ma cercate di capire il significato di quello che dico, magari al di là di imprecisioni di metodo, ma molto diventate capi attraverso un apprendimento intergenerazionale. Imparate attraverso l'essere passati per l'esperienza. I vostri capi hanno avuto per voi un modello educativo, relazionale, che a un certo punto rimettete, attraverso la vostra esperienza personale, a disposizione delle nuove generazioni. Quindi c'è un apprendimento intergenerazionale per voi su qual è il modo di essere degli adulti competenti. Certo che questa possibilità di attingere dall'esperienza personale non vi fa essere di per sé degli adulti capaci di essere educatori. Non è perché uno ha fatto un'esperienza è già capace. L'esperienza è pratica, ma non è consapevolezza.
Il passaggio dall'esperienza alla consapevolezza implica la possibilità per voi di attraversare quello che voi avete vissuto, che state sperimentando, dentro al vostro mondo interno attraverso le altre esperienze che vi hanno formato. Allora voi mettete a disposizione un adulto competente verso i ragazzi in quanto autorevole, ma quell'autorevole viene certo da come i vostri educatori si sono comportati con voi, ma come questo si è mescolato con la vostra storia personale, con la vostra storia professionale, con i vostri studi, con gli altri gruppi che avete frequentato. Perché non può essere una trasmissione lineare, poiché la mente è una realtà complicata e se la relazione implica l'essere disponibile all'incontro emotivo, affettivo con l'altro, è chiaro che nella vostra mente questo altro incontrerà tanti personaggi che la abitano, che sono i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri educatori, i vostri maestri teorici, la vostra capacità di leggere, di studiare, di approfondire, di comprendere, di interagire con più esperienze interne ed esterne. Io oggi qui, appunto, vengo da un altro mondo, da un'altra esperienza, non appartengo alla vostra esperienza di comunità capo, di scautismo. Ovviamente ho delle conoscenze su che cosa è lo scautismo, ma è impossibile vivere nel nostro mondo e non saperlo. Qualcosa, magari qualcosa anche, come vi dicevo, posso sbagliare, ma ho in mente cosa significa, però io vengo da un altro mondo e sicuramente vi chiederà lo sforzo di incontrare la mia diversità, magari solo una diversità di linguaggio, magari vogliamo dire la stessa cosa, ma possiamo dirlo con un linguaggio diverso. Allora, la capacità matura è l'incontro con la diversità, che non va alla ricerca dell'omologazione delle proprie idee, della conferma che il proprio punto di vista è l'unico vero e assoluto, se no creeremo delle enclavi dove ci diamo ragione tra di noi e credo che in questo mondo che ci chiede fortissimamente la capacità di incontrarci col diverso, col differente, noi dobbiamo imparare, quanto persone adulte e competenti, a incontrare la diversità, la differenza e a saperci confrontare con i diversi, con il diverso. Qui è un discorso, poi fra 2 ore vado via, per cui è finita, ma dovete incontrarvi continuamente con la diversità, con la differenza tra quello che vi aspettereste dai ragazzi e dalle loro famiglie e quello che i ragazzi e le loro famiglie invece vi portano e al quale vi espongono. Allora, l'altra qualità della possibilità di entrare in relazione educativa con i ragazzi è quella di saper fronteggiare la differenza, la diversità, il non atteso, il non omologabile, il non confacente a quelli che per voi sarebbero i giusti modi di comportarsi e di essere. In fondo penso che se alcuni fanno da anni questo volontariato educativo è perché l'incontro con tante generazioni ogni volta è uno stimolo, ogni volta è una sfida. Chi rimane a fare il capo vuol dire che ha accettato questa sfida di continuare a incontrare la diversità e ha trovato il piacere dall'incontro con questa diversità, che ogni volta però lo destabilizza, gli chiede di tradurre linguaggi, modi di essere, modi di pensare, punti di vista. I ragazzi non solo oggi sono tanto diversi l'uno dall'altro, ma sono portatori anche di tante istanze emotive e psichiche molto complesse, che non sono di facile decodifica e che se non accettiamo la diversità non riusciamo a contattarle,
quello che si dice, empatizzare, entrare in contatto per comprendere. Allora, se vogliamo comprendere i ragazzi di oggi, dobbiamo abbandonare un altro presupposto, che è quello che le cose siano lineari e semplici e spiegabili. Non c'è spiegazione lineare e semplice che quel ragazzo può dare delle preoccupazioni, può comportarsi in maniera strana, può avere azioni di bullismo, può essere passivo e non sapersi difendere, quindi collocarsi nella posizione di facile preda delle angherie degli altri. Non c'è spiegazione semplice. C'è un mondo che bisogna andare a decifrare e credo che una delle capacità vostre di poter entrare in relazione con i ragazzi è quella di non incorrere nel, tra virgolette, peccato del giudizio. Giovanni è così, Maria è così, la famiglia di Flavia è così. Questo è un peccato. Cioè comprende questa cosa, no, dello spiegare in maniera lineare, togliendovi dalla responsabilità invece di accettare la complessità dei comportamenti dei ragazzi per andare a porvi la domanda: che cosa starà succedendo a Giovanni, Maria, Flavia, Francesca, per cui stanno comportandosi in questo modo, stanno chiedendoci questo tipo di atteggiamenti, stanno provocando con queste azioni. Allora, gli strumenti per poter fare questo, cioè per poter non spiegare perché i ragazzi fanno questo, quello, quell'altro, ma per poter aprire uno spazio relazionale, perciò di comprensione, e che implica il porsi delle domande su se stessi, per capire come noi recepiamo il ragazzo e i ragazzi che abbiamo davanti, implica 3 strumenti fondamentali. Questi strumenti fondamentali sono l'essere stati ascoltati. Voi non potrete fare questo lavoro di accettazione della complessità e di analisi della complessità dei ragazzi di cui vi occupate se a vostra volta qualcuno non vi avrà offerto l'esperienza dell'essere ascoltati in questo modo. Perché come potete fare questo se non l'avete mai sperimentato? Non si può dare quello che non si ha. Quindi è fondamentale che voi nel vostro vita, nella vostra crescita, abbiate incontrato degli adulti capaci di ascoltarvi, cioè di farvi fare esperienza di che cosa vuol dire, non dirti non va bene, giudicare quindi, ma di interrogarsi e di fare spazio dentro di sé per ospitare l'altro. Per ospitare i ragazzi bisogna avere uno spazio bello solido, perché i ragazzi per loro natura sono turbolenti, hanno le loro tempeste ormonali, sono in età di transito e di trasformazione, quindi sono quello che si dice né carne né pesce, cioè un po' sono dei coccoloni bisognosi e dipendenti che hanno bisogno, dico così, che alla sera quando vanno a dormire in tenda passiate a dargli un salutino, perché sono piccoli, ma anche sono quelli che appena girate l'angolo fumano, nonostante gli abbiate detto che non devono farlo, o fanno, diciamo, altro che non si dovrebbe fare. Allora è chiaro che ascoltare e permettere ai ragazzi di essere ascoltati implica avere dentro di voi davvero una capacità molto forte, che vi viene dall'essere stati ascoltati, di reggere agli urti dei ragazzi. I ragazzi urtano perché non sanno neanche loro chi sono, non sanno se arriveranno al di là del guado che li sta portando dall'infanzia alla tarda adolescenza e poi verso l'età adulta, non sanno bene chi sono e hanno molta paura i ragazzi di oggi
di non riuscire ad arrivare ad essere delle persone ammirabili. Cioè che i ragazzi oggi hanno bisogno è molto sentirsi ammirati. Allora hanno molta paura di questo, quindi provocano delle volte anche solo semplicemente per essere visti, perché voi li chiamate, Giovanni Fermo, Maria vieni qui, Francesca smettila, che è un modo per sentirsi importanti. Quindi delle volte diventano anche dei provocatori per poter sentire il loro nome, perché il loro nome li aiuta a sentirsi qualcuno. Allora, essere stati ascoltati non poco, tanto per poter lavorare con i ragazzi, perché bisogna reggere la continua trasformazione davanti a noi di quello che loro esprimono, sentono, vivono, chiedono, nello smarrimento di un transito identitario tipico dell'adolescenza. Ogni adolescenza è un passaggio identitario, ma anche un passaggio identitario in questo mondo attuale, che è un mondo che non facilita il cambiamento, poiché spesso, e troppo spesso secondo me, chiede agli altri di cambiare ed esonera noi stessi a qualsiasi cambiamento. Giovanni cambia, ma poco passa. Io come posso cambiare modo di relazionarmi con Giovanni? Allora, il primo strumento è essere stati ascoltati, per avere uno spazio interno capace di reggere gli urti. Secondo strumento fondamentale per incontrare i ragazzi e poi poter avere una funzione educativa nei loro confronti è ascoltarsi, il verbo riflessivo. Credo che molte delle colpevolizzazioni che vengono date ai ragazzi di oggi, molte delle insoddisfazioni che al mondo educativo, sia quello familiare, quello scolastico e penso quindi anche a quello associativo, possono venire dai ragazzi di oggi, è che nella complessità implicano una ricerca continua di rimanere saldi e solidi dentro noi stessi. Saldi e solidi, che non vuol dire rigidi e men che meno sadici, vuol dire saldi e solidi, vuol dire consapevoli di noi stessi. Essere consapevoli di noi stessi avviene, matura, cresce solo attraverso la capacità dell'ascoltarsi, di ascoltare le emozioni, i sentimenti, i vissuti, le paure, le rabbie, gli smarrimenti che loro sanno provocarci. Ci chiedono di fare quella determinata impresa, gli diamo un compito, devono incontrarsi per realizzarla e si trova solo Nicolò e tutti gli altri non vengono. 1000 scuse. Grande sofferenza, sofferenza in chi ha pensato l'impresa, sofferenza in Nicolò che è l'unico che è andato alla riunione per preparare l'impresa, senso di impotenza per gli altri che sono spariti. Sono spariti dispersi. Allora la rabbia, che è il sentimento che noi proviamo, sano, perché ci sentiamo delusi, però se noi sappiamo ascoltarci, deve trasformarsi in relazione educativa. Cioè, se io solo mi arrabbio, cosa posso fare? Nulla, perché in questo momento storico
non c'è nessuna possibilità punitiva rispetto alla difficoltà di crescere. Le punizioni oggi non servono, non hanno nessuna utilità, non portano da nessuna parte, al massimo poi voi siete un'associazione, se uno si rompe l'anima di essere punito se ne va e abbiamo perso una sfida educativa. Quindi, rabbia, giusto sentimento, reazione a quella rabbia non è la punizione, perché oggi i ragazzi o non hanno paura delle punizioni, che cosa potete punirli? Voi e ancor meno le famiglie, il mondo non li può punire oggi, perché non essendo cresciuti sotto l'egida di un padre severo, loro non hanno dentro la paura della punizione e della disapprovazione. Allora, rabbia, giusto sentimento, relazione educativa è che cosa sta succedendo, dico in reparto, che Nicolò è andato per preparare l'impresa e gli altri hanno trovato tutti 1000 scuse per non venire. E lì comincia l'ascoltarsi in quel sentimento di delusione, di smarrimento, di non senso che l'aderire a un progetto e poi disattenderlo crea dentro di noi, o che i nostri ragazzi lo disattendano, crea dentro di noi. Da quel disorientamento, da quell'ascoltare il senso di dove sono, potremmo dire che in quel momento ci chiediamo ma dove sono, cosa fanno? Potremmo aprire, questo è solo un esempio tra i 1000 possibili, potremmo partire da una riflessione che i ragazzi oggi hanno smarrito il senso dello spazio e del tempo. Io non credo che il gruppo attorno a Nicolò, la squadriglia, si chiama ancora così, più o meno, non volesse andare a preparare l'impresa. Credo che gli altri si sono smarriti nello spazio e nel tempo. Sì. I ragazzi di oggi hanno perso lo spazio e il tempo, che sono: se devo andare a preparare in sede l'impresa, devo tenermi uno spazio nei miei impegni e un tempo per andare a incontrare i miei compagni. I ragazzi di oggi frammentano spazio e tempo e le dimensioni spaziali e temporali stanno sempre più in maniera accelerata, secondo me, poi vedrò voi cosa pensate, ma stanno in maniera sempre più accelerata scomparendo. Certo, sono frutto del mondo della globalizzazione, dove abbiamo perso i confini geografici e dai confini geografici abbiamo perso il senso del limite, ma sicuramente tanto sono frutto dell'uso della rete, del web, delle chat, di tutto questo mondo tecnologico che io amo molto, che penso che davvero è una grande opportunità per le nuove generazioni, ma che, come tutte le opportunità, ha anche un'altra faccia, che è quello dello smarrirsi del tempo e dello spazio. Sì, so, il web ha tanti problemi, anche con l'uso sessuale, pornografico, la dipendenza, e certamente molti dei vostri ragazzi sono portatori di queste sintomatologie, ma adesso non mi interessano queste, mi interessa che voi, nell'incontrare l'assenza dell'impegno preso per venire all'incontro, possiate riflettere su come i vostri ragazzi hanno acquisito il senso della relazione, cioè oggi io per venire qui, nel mio senso della relazione, ovviamente non solo ho cercato di capire dove dovevo venire, ma mi sono fatta una previsione di tempo. Oggi c'è anche l'ora legale e l'alzata non c'è stata facilissima, un po' di smarrimento perché non mi sveglio mai con la sveglia, invece stamattina è stata necessaria, perché il tempo, l'ora legale, me lo ha anche, shackerato rispetto a un tempo interno che normalmente di cui posso usufruire meglio. Allora, i nostri ragazzi,
collegati in WhatsApp, i nostri ragazzi che con un click arrivano ovunque, i nostri ragazzi che credono di essere connessi con questo, con quello, e i nostri genitori che chiamano continuamente i figli ai cellulari per controllare dove sono. I nostri ragazzi stanno perdendo il senso del transito da un punto all'altro per incontrare le persone. Io che lavoro molto anche in tutela minori, la tutela minori è quella organo giudiziario che tutela i minori in difficoltà e garantisce ai minori il diritto di avere degli adulti che si occupino di loro. Questi adulti incompetenti, per niente i loro figli entrano nella tutela minori, quando gli operatori danno loro degli appuntamenti, molto spesso li disattendono, non vengono, non solo perché non hanno proprio tanta voglia di ascoltare gli assistenti sociali o gli psicologi di turno, ma anche e soprattutto perché non riescono a prefigurarsi. È una rappresentazione simbolica. Oggi dovevo essere qui per le 9, quindi dovevo partire a quella determinata ora simbolicamente per poter immaginare il transito. E allora disattendono gli appuntamenti, le persone fragili e i nostri ragazzi nella loro fragilità evolutiva, perché sono figli di questo tempo, di questa attualità, di questo mondo attuale che gli sta togliendo il senso del spazio-tempo per raggiungere l'altro, che è basilare per la relazione. Allora vedete che se apro un discorso dentro di me, a fronte che i ragazzini hanno disatteso la riunione, io comincio a riflettere ben in altro modo che se solo alla mia rabbia rispondessi con una controreazione di tipo o punitivo o in qualche modo severo. Se io poi penso, allora, come faccio con un semplice esempio in quello che vi sto dicendo, ovviamente possono essere molte le motivazioni, che c'è un problema di spazio e tempo. Cosa fa un buon educatore che vuole lavorare nella relazione con i ragazzi? Comincia a domandarsi come rieducare, riabilitare, rimettere in gioco lo spazio-tempo. E allora io so che voi su questo siete molto creativi, so che avete molti strumenti specifici, so che potete usare varie attività, varie pratiche, ma vedete che bisogna fare un passo indietro. Non posso pensare che i ragazzi di oggi riescano a rispettare gli appuntamenti. Bisogna che lavori perché comprendano che devono, per poter stare con i loro coetanei, compagni e rispettare l'impresa che devono fare, recuperare un senso del tempo e dello spazio che poi delimita il confine. Molte volte vi dovete misurare molto con l'assenza della capacità di rispettare le regole, che è un'altra delle cose che sicuramente incontrate nel relazionarvi con i ragazzi e le ragazze di oggi. Le regole non sono così immediatamente incorporabili nella loro mente. Sono figli di una generazione che già viene però da quelle anche precedenti, in cui il senso della regola si è scontornato. Allora non serve dire dovevate venire alla riunione, ma serve chiedersi, e questo è l'ascoltarsi, che cosa ho pensato, cosa penso, come ragiono, come rifletto dentro di me e quindi quali azioni educative, non punitive, educative, io posso mettere in campo per far evolvere quella fragilità, incapacità e maturità dei miei ragazzi. Il terzo strumento è ascoltarli. Certo, su questo credo che siete molto ferrati, quindi mi fermerò poco, ma è chiaro che se voglio lavorare in relazione devo ascoltare i ragazzi di cui mi occupo.
Mi preme solo dirvi che ascoltare non significa udire, ma significa sentire. E che quindi, quando ascoltate i vostri ragazzi, certo, udite quello che loro dicono, quello che loro vogliono, quello che loro desiderano, quello che loro polemizzano all'infinito, udite quello, ma quello non è ascoltare, quello è udire. Ascoltare implica invece la capacità di sentire emotivamente che cosa stanno dicendoci, di cosa stanno realmente parlando, di cosa ci stanno mettendo al corrente attraverso i loro discorsi. Diciamo che penso che per ascoltare un buon educatore che voglia stabilire una relazione con i ragazzi deve fare una funzione di traduttore. Perché tutti vogliono andare, che sappia io, a fare l'uscita per Pasqua. Tutti. Ma poi questo desiderio corrisponde a una possibilità di progetto e l'idea di progetto corrisponde a una capacità di rinuncia e la capacità di rinuncia, rinuncia di altre cose, andare a trovare la nonna o andare con l'altra compagnia a giocare a pallone. Allora ascolto, ma sento se davvero hanno in mente la complessità, gli altri elementi che implicano la realizzazione di quel progetto. E per esempio, appunto, ascolto che sì, tutto possibile, tutto facile, tutto immediato, ma non si sa bene chi lo farà. Per esempio, non so, bisogna preparare il materiale per andare via, tutti d'accordo, però poi nessuno lo fa. Perché? Perché sono cattivi? No, i ragazzi che non sono cattivi. Sono irrispettosi? No, i ragazzi non sono irrispettosi. Sono confusi, pensano che il desiderio è uguale a realtà. Sono molto immaturi da questo punto di vista, poiché la differenza tra realtà e desiderio è uno degli fattori della nostra adultità. Le cose non sono come noi le desideriamo, ma sono e mediano e vanno mediate con la realtà. Allora, mettersi in relazione con i ragazzi implica la capacità di sentire anche il non detto, il non dichiarato, quello che l'esperienza ci ha insegnato che poi può succedere, quello che magari Pierino, che è meno intelligente o ha meno coperto certi meccanismi, sarà il primo a dire: ma chi è che prepara la cambusa? E nessuno lo pensa così tanto, è nella mente che qualcun altro lo farà. Allora, cosa facciamo di fronte a, dopo aver acquisito dentro di noi la capacità di ascoltare noi stessi, ascoltare i ragazzi, poi cosa facciamo? Qual è la possibilità di mantenere aperta e viva la relazione educativa? È la nostra capacità di narrazione, lo strumento operativo per intervenire nella evoluzione, crescita e trasformazione dei comportamenti dei ragazzi è saper narrare loro quello che noi vediamo, sentiamo, pensiamo, dopo aver fatto però tutto il lavoro che vi ho detto. Perché sennò diventate degli antipaticissimi capoclasse. Per me capoclasse vuol dire che la stessa età, lo stesso livello, al di là dell'età cronologica, e quindi fate i piccoli capoclassi odiosi. Devi fai, ti segno sulla lavagna, non va bene. Questo non è lo statuto dell'adulto e non è men che meno lo statuto della relazione, tanto che dipingo appunto il capoclasse che quando la maestra andava via metteva a scrivere i cattivi sulla lavagna come una delle funzioni più antipatiche, perché è una finzione di adultità, è una finzione di ruolo, è una finzione di posizione. Allora, gli adulti incapaci di relazione, perché incapaci di essere maturi, fanno una funzione paritaria
diciamo un po' simile anche a quella dei fratelli maggiori, quelli un po' rompicoglioni che ti vogliono dire che cosa devi fare e che cosa non devi fare, ma i fratelli maggiori non hanno lo statuto della maturità adulta e quindi mai o quasi mai li abbiamo troppo ascoltati. La funzione adulta, che è la funzione di simmetrica nella relazione, implica la capacità di narrazione, cioè di trovare parole per dire e raggiungere i ragazzi nel loro mondo, nel loro mondo interno, nel loro mondo affettivo, nel loro mondo emotivo, e per raccontare cosa sta succedendo. Voi siete anche cattolici e quindi utilizzate tantissimo come statuto della vostra pensiero religioso il Vangelo. Il Vangelo è un'esemplificazione massima e di altissima qualità della narrazione. Il Vangelo sono parabole, non sono precetti, sono parabole. E la parabola è narrazione del precetto o della regola dentro a una storia. Allora, essere educatori significa saper raccontare storie, parabole, narrare per far comprendere. Non è possibile raggiungere i ragazzi attraverso la prescrizione. La prescrizione cade e va in prescrizione. Mentre è possibile raggiungere i ragazzi relazionalmente attraverso la parabola narrazione. Poi questa narrazione ha varie, diciamo, sfumature, è la storia, è l'attività che andate proponendo, è la lettura comune che andate suggerendo. Don Milani diceva che chi ha più parole ovviamente ha più possibilità di essere un vincente in questo mondo, e quindi insegnava ai suoi ragazzi ad avere tante parole. Ecco, io credo e vi auguro di poter, anche attraverso le riflessioni che avete fatto in questo convegno, gli incontri che avete avuto con varie persone durante queste giornate, la possibilità di continuare nella lettura ad approfondire la conoscenza di alcuni temi, avere più parole per raccontare ai ragazzi chi sono e che cosa stanno vivendo e che cosa rischiano in qualche modo quando la loro vita non va evolvendosi verso una maturità. Per narrare bisogna avere tante parole, tante immagini, tante suggestioni, tante capacità di trasformare le emozioni in azioni, perché voi siete degli educatori che hanno un metodo e hanno degli strumenti per realizzare quel metodo. Ma dalla vostra valigia di strumentazione pratica, quella è la strumentazione pratica, facciamo un gioco piuttosto che facciamo un'attività di uscita, piuttosto che facciamo delle costruzioni, quelli sono la pratica, la esecuzione, diciamo, sarebbe la materia, con cui veicolate però delle emozioni che avete letto nell'ascolto, che abbiamo detto prima, dei ragazzi, e che trovano una narrazione nell'azione. Questo significa che sarete riconosciuti dai ragazzi adulti competenti, quindi ammirabili, quindi ascoltabili, quindi attraverso questo diventerete significativi e potranno, diciamo, obbedirvi, seguirvi, ecco la parola più giusta è seguirvi, tanto quanto avrete una competenza nel tirar fuori dal vostro zaino l'attività giusta al momento giusto. Questa è la vostra abilità specifica. Voi avete una serie di strumentazioni, ma le strumentazioni, attraverso tutto questo processo di relazione di cui vi ho appena accennato, deve tirar fuori l'attività giusta al momento giusto. Questa è l'abilità, questa è la competenza, e i ragazzi di oggi riconoscono
il capo competente, così come conoscono il professore competente, così come riconoscono il genitore competente. Non li imbrogliate su questo, o siete competenti o non siete competenti. E se siete competenti, vi ammirano, e se vi ammirano, vi seguono. Allora, nell'arsenale delle azioni che traducono in fare, ciò che abbiamo capito attraverso il processo che abbiamo appena descritto, noi andiamo a creare una storia con quel gruppo di ragazzi, una storia specifica, unica, mai uguale, ma sempre innovata e rinnovata a partire da quel gruppo così com'è, da quei ragazzi così come sono, da quel ragazzo così come si mostra a noi. Allora, tutto questo lo si può fare da soli? No, la risposta è assolutamente no. Non si può fare da soli, è troppo complesso e allora bisogna che ci siano internamente ed esternamente dei punti di riferimento. Internamente un po' li abbiamo accennati, esternamente sono il valore che hanno gli incontri tra voi capi in funzione della lettura del gruppo dei ragazzi, perché voi non educate singolarmente, ma ed è la vostra risorsa, ed è l'opportunità, e perché è il motivo per cui noi operatori anche del sociale, del sanitario, tante volte quando abbiamo ragazzi con delle difficoltà diciamo ma provi a mandarlo dagli scout, perché avete una metodologia di gruppo, cioè le relazioni tra i pari sono fondamentali, sono la grande occasione che offrite ai ragazzi. Ma queste sono possibili tanto quanto voi avete sviluppato una capacità di essere un gruppo pensante. Allora, credo che qui ci sono tutte le comunità capi. Bene, quanto siete comunità? Cioè, quanto siete un gruppo che riesce a pensare insieme a quei ragazzi. Ma siete figli anche voi di questi tempi e quindi per quanto competenti, bravi, maturi, dediti voi siate, sentirete inevitabilmente tutte le frizioni che lo stare e condividere legami e vincoli con gli altri oggi segnano la nostra vita attuale. Allora, la vostra risorsa per fare tutto quello che vi ho detto prima è la comunità capi, ma è anche la vostra criticità. La vostra criticità perché siete figli di questo mondo dove ognuno vuole avere ragione, dove ognuno pensa di sapere più dell'altro, dove ognuno vuole comandare all'altro, dove ognuno vuole imporre all'altro quello che pensa, dove ognuno pensa di aver capito di più dell'altro. Siete frutto di questo mondo che poi si esprime nelle sue maniere più tragiche, in Parlamento quando si litigano e si picchiano o si dicono parole oscene per un Parlamento, fino alle riunioni condominiali dove delle persone che devono vivere insieme in realtà litigano e si fanno i dispetti, dove nelle classi i ragazzini nelle classi scolastiche i ragazzini non riescono a cooperare per l'apprendimento, cioè vivete dentro un mondo dove la possibilità di stabilire delle buone relazioni anche tra adulti è molto difficile. Molto difficile. Allora ci può essere un leader carismatico a cui tutti si adeguano, ma questo toglie creatività e prima o poi alcuni dei partecipanti ai gruppi che si reggono su un leader carismatico se ne vanno, si dimettono. Può esserci una condivisione silenziosa di non dirsi niente. Programmiamo, organizziamo,
facciamo le cose, diciamo, pratiche, ma non parliamo di come noi stiamo con i nostri ragazzi e come ci sentiamo in qualità di capi dei nostri ragazzi. Questa è una connivenza silenziosa. Allora ci può essere il leader carismatico, la convivenza silenziosa che in maniera mafiosa decide che di certe cose non si parla, e ci può essere invece il gruppo più sano, che è il gruppo conflittuale, dove sanamente confliggete. E un gruppo è sano perché sa confliggere. Un gruppo è sano perché nel confronto, in cui ognuno dice i propri punti di vista, riesce a reggere il confronto nell'area del conflitto e non della guerra. La guerra è quella che vuole uccidere i nemici e annientarli. Il conflitto è quello che crea nuove idee a partire dalla diversità. Allora so che vi sto chiedendo una cosa che oggi è davvero difficile: reggere il conflitto senza trasformarlo in violenza, in guerra, in far fuori qualcuno. Però penso che sia anche la qualità del vostro impegno relazionale, educativo, poiché se saprete essere delle comunità capi capaci di confliggere senza distruggervi, potrete trasmettere ai ragazzi di cui vi occupate che si può fare, perché loro hanno paura di non potercela fare, a trovare un posto in questo mondo senza né passivizzarsi, cioè accettare tutti i condizionamenti, le regole di questo mondo, quindi senza rinunciare ad avere una testa pensante. Uno dei libri che vi ho portato, è l'ultimo che ho scritto, è In classe con la testa, che si riguarda la classe scolastica, ma riguarda a come ognuno dentro a un gruppo, intendo la classe come un gruppo, quindi anche dentro i vostri reparti, clan, quello che è, no? Deve poter sentire che è riconosciuta la sua mente come una mente unica, originale, che può stare vicina e integrarsi con le menti degli altri. Allora, se voi ce la potete fare ad essere un gruppo di adulti pensanti, i ragazzi si ispireranno alla vostra testimonianza, che si può stare con gli altri sentendo che la propria personalità, la propria individualità è rispettata, non deve né assoggettarsi a qualcuno né distruggere nessun altro. Questo credo che sia la lezione più importante che potete offrire ai vostri ragazzi, poiché oggi questa è la cosa è la qualità relazionale più carente a casa. Voi sapete che le famiglie oggi faticano a reggere le relazioni tra i vari componenti, che spesso la soluzione va da un divorzio più o meno conflittuale, nella incapacità di mantenere vivi i legami d'amore, ma in queste famiglie anche conviventi, dove i coniugi non sono in grado di offrire l'esperienza della condivisione del progetto famiglia, è chiaro che i ragazzi non possono ricevere nell'ambito del gruppo primario, quindi della loro vita naturale, quello che è l'elemento fondamentale per poi poter stare in relazione con gli altri, che è la capacità di avere dei legami con l'altro senza né sovrapporsi all'altro il possesso, che poi porta al femminicidio, gli omicidi familiari, quando penso che l'altro deve essere come lo voglio io, lo possiedo e quindi se lui vuole essere autonomo lo uccido, fino alla dispersione, alla rinuncia al proprio compito genitoriale e alla rinuncia delle proprie funzioni, che significa l'abdicare al ruolo di genitore e di adulto con i propri ragazzi. Questa gamma, io ho scritto molte cose, prima Silvia diceva andate
sito troverete molti spunti, ma siccome il mio tema non è il familiare, torno alla relazione educativa con voi, no? In cui la possibilità allora di mostrare che i gruppi possono reggere è la cosa più importante che potete offrire ai ragazzi di oggi. Ai ragazzi di oggi che vi portano all'interno della relazione e dei rapporti tra di loro e con voi. Un mondo fragile nei rapporti, nelle relazioni, nei vincoli, nei legami. Un mondo fragile perché, diciamo così, ognuno vuole essere figlio unico, ognuno vuole essere visto lui, ognuno ha bisogno di essere al centro dell'attenzione e il vostro metodo, e che è la sua qualità, che è aiutare i ragazzi a crescere dentro a una relazione sociale, cioè tra di loro, tra pari, è chiaramente una grande impresa. Bambini unici, figli molto investiti dalla famiglia, famiglie che spesso però non sanno mantenere un legame coniugale per offrire al ragazzo un esempio di come si sta con l'altro, diverso da come lo ci si aspetterebbe, entrano nei vostri vari gruppi non forniti di questa qualità, non sanno cos'è la relazione veramente, quindi vi trovate ragazzi che rompono i rapporti, ragazzi che non sanno stare con l'altro, ragazzi che hanno talmente bisogno di essere visibili che possono farsi anche del male per rendersi visibili. E il loro bisogno di essere visti implica il fatto che usano moltissimo la pelle come manifesto di se stessi. I ragazzi che si bucano, si dipingono, ma non solo, si fanno i tatuaggi, tutte quelle robe lì, no? Usano il corpo come manifesto per rendersi visibili, perché il terrore che hanno i ragazzi di oggi è che nessuno li veda. E forse è vero che i ragazzi li vedete poco, li vediamo poco, perché vediamo i nostri stereotipi di ragazzi, noi ragazzi di oggi con le loro caratteristiche. Ma purtroppo per essere visibili e per usare la pelle come manifesto utilizzano molto anche il ferirsi, il tagliarsi, l'infliggersi dei dolori nell'epidermide come segnale del loro esistere. Per cui i ragazzi si tagliano o si infilzano in vario modo, perché il loro confine, che è il limite, che abbiamo visto che è difficile, perché spazio-tempo non c'è, perché non c'è un'individualità, attraverso il dolore che loro provocano nell'area di confine, li fa essere esistenti. I ragazzi sono fragili allora perché hanno bisogno di essere visti, perché hanno bisogno di essere ammirati e perché non sono stati dotati nel loro sviluppo, nella loro età evolutiva, di una sufficiente capacità di tollerare la frustrazione. Il segreto per poter crescere è quella capacità di sopportare il dolore che l'altro mi crea, perché mai è come io lo vorrei, che si chiama frustrazione, che non è la mortificazione, vanno mortificati i ragazzi, vanno frustrati, cioè l'altro non sono io non sono l'altro, quindi provo del dolore perché l'altro è diverso da me e questo dolore dell'esclusione, dell'inclusione, dell'accettazione, del rifiuto che passa nella relazione è quello che io devo imparare nella vita ad accettare. Anche voi, anche se siete adulti o quasi adulti qualcuno, il segreto per vivere bene è essere capaci di tollerare la frustrazione. Delle volte i ragazzi hanno degli aneliti di giustizia, non è giusto, perché facciamo delle differenze, perché esistono
le ingiustizie, perché il professore non ha valutato in maniera esatta la loro performance, perché i genitori non danno loro quel permesso o quell'oggetto. Un ragazzino l'altro giorno, ero all'ITIS qui di San Donà, ha incontrato 200 ragazzi della scuola superiore sul tema del web, e poi quando abbiamo fatto il dibattito molte delle domande, delle considerazioni che i ragazzi mi facevano erano: ma se mia mamma passa tutta la sera cioè, a parlare al cellulare, perché io dovrei non usare tutto il giorno il cellulare? Allora è chiaro che l'esempio che noi diamo è fondamentale in questo. Io penso che dobbiamo accettare che i ragazzi di oggi sono caratterizzati da una forbice importante. Da una parte abbiamo i ragazzi belli, io penso che i ragazzi di oggi, appunto, a me piacciono molto. Quando vado in questi incontri con i ragazzi, con oceanici incontri, insomma, ho piccoli gruppi, o ho anche i miei pazienti con cui lavoro individualmente, sono belli perché non hanno paura degli adulti, e a me piace che non abbiano paura degli adulti, ma in ogni caso non hanno paura degli adulti. Per questo le punizioni non servono. Sono forniti di una buona capacità lessicale, per cui se tu gli dai là puoi discutere piacevolmente per molto tempo con loro e possono raccontarti veramente con grande genuinità molte cose della loro vita, perché non avendo paura degli adulti non hanno paura neanche di raccontare se stessi, il loro mondo, i loro compagni. I più fortunati ovviamente, hanno avuto delle buone occasioni di apprendimento scolastico, sociale, associazionistico, quindi hanno un buon bagaglio di come si fa ad apprendere, e si può apprendere le materie curricolari, si può apprendere a vivere, si può apprendere a stare con gli altri, ma i ragazzi competenti tesorizzano queste grandi possibilità di apprendimento che permettono poi a loro di essere figli del mondo e di sconfinare anche dai piccoli angusti mondi dove viviamo per sentirsi cittadini del globo. Questi sono i ragazzi competenti, i ragazzi belli e possibili, con cui è davvero un gran piacere lavorare. E dall'altra parte abbiamo i ragazzi invece rotti perché non sono potuti crescere, perché gli adulti appunto non hanno offerto loro delle opportunità, rotti perché hanno rinunciato ad apprendere, e chi rinuncia ad apprendere rinuncia a vivere. Se voi usciste da queste giornate senza aver imparato almeno qualcosa che non sapevate, avete perso tempo, siete annoiati, vi dite perché siete venuti e in qualche modo sentite e vivete che non vi è più possibile apprendere, che non c'è niente che vi stimola. Allora su questo, se non c'è il piacere di apprendere, è la morte psichica. L'altro giorno un giornalista mi ha fatto un'intervista e voleva sapere come si invecchia bene. Si invecchia bene se si arriva ad avere la capacità di avere il piacere di imparare qualcosa che non si sapeva fino all'ultimo giorno della propria vita, perché la morte non c'è. La morte è qualcosa che per noi è sconosciuto, ma sappiamo che fino all'ultimo della nostra vita, se abbiamo appreso fin da piccoli, io gli dicevo si impara in culla, però questo, ma si impara molto nelle esperienze che voi potete offrire ai ragazzi, il piacere di apprendere. Se qualcuno ha smesso il piacere di apprendere e quindi di cambiare e quindi di trasformare esternamente ed internamente le proprie idee, è morto. E chi è morto, in fondo, non può che essere triste, e allora questi ragazzi non sanno apprendere, un po' per la responsabilità anche di noi adulti che abbiamo perso alcune
pathos della capacità di trasmettere i nostri saperi. Hanno perso la voglia di creare, hanno perso la voglia di progettare. E la forbice, e qui ci colloca il disagio, la tossicodipendenza, l'anoressia, la sessualità promiscua, l'incapacità di avere relazioni amorose, l'uso del corpo, e questo è tutto il disagio. Ma quello che mi interessa trasmettervi è il fatto che quello che caratterizza i ragazzi di oggi è che la forbice è molto aperta. Abbiamo i bravi ragazzi con cui è un gran piacere vivere, progettare, relazionarsi, e abbiamo una sacca dolorosa di ragazzi alla deriva perché hanno smesso il piacere di creare e non ci credono più. Questi sono i ragazzi che sono facile preda della società consumistica, che gli chiede di essere in un certo modo, per vendergli prodotti, e nel vendergli prodotti che siano dallo smartphone a videogiochi, eccetera, è chiaro che sono oggetti del consumo e non soggetti della loro vita. Spesso i ragazzi dell'area, diciamo, competente, che continuano ad avere il piacere di apprendere, riescono anche a far fronte, a fronteggiare la dipendenza dalla società consumistica che ti chiede di avere questo o quello e di essere in quel modo o in quell'altro modo. E che a me pare che sempre di più, e per me anche con vera preoccupazione, questa forbice si apre, è quella che potremmo chiamare più la zona grigia, di ragazzi che hanno delle fragilità nella creatività, ma che nello stesso tempo hanno voglia di potersi mettere ancora in gioco, possono essere ancora educabili. E credo che a voi come persone che hanno fatto una scelta di volontariato, di aiuto ai ragazzi, di esperienza di crescita personale e dei giovani di oggi, veramente aspetti un po' per quello che vi sarà possibile intercettare questi ragazzi che hanno ancora potenzialità ma che non si collocano nell'area delle capacità di apprendimento, che forse non sono neanche per la vostra, diciamo, lavoro educativo finiti nelle aree del disagio, ma che sono in quell'area border, in cui potremmo portarli di più verso l'area della salute, del benessere, salute e benessere, che significa dare un senso alla propria vita, e un senso alla propria vita ce l'ha se hai un progetto e se pensi di poter cambiare mentre lo realizzi. Poiché un progetto è un'idea, ma la capacità di realizzarlo, cioè la realtà, è la capacità di adattarsi continuamente a quello che la realtà ci pone di fronte. Allora, mi pare che, andando verso la conclusione del mio intervento, vi vorrei sollecitare a non pensare che è facile, è complesso educare oggi, ci vogliono strumenti. Gli strumenti sono quelli che voi avete dentro l'associazione, ma sono anche la ricerca di nuovi strumenti che vi arricchiscano e che vi permettono di avere una visione più ampia di questo mondo dei giovani oggi, perché possiate anche o aiutare i ragazzi che faticano a stare dentro l'associazione, o andare a intercettare i ragazzi che non si avvicinano neanche all'associazione, ma loro sono quelli che hanno bisogno di voi, di aiuto e di educazione. Grazie. Allora, grazie davvero a Paola. Non so voi, ma ecco, per me è stato davvero molto molto arricchente, veramente grazie. Ecco, io direi
una relazione davvero significativa e soprattutto ricca di strumenti che sono quelli che poi noi cerchiamo, e anche ricca, che propone una chiave di lettura della realtà anche nuova davvero. Adesso lasciamo questo spazio per i vostri interventi. Quindi io direi di approfittare, ecco, della presenza di Paola. Abbiamo circa 20 minuti, ecco, più o meno. E non lo so, qualche domanda che vogliamo fare nello specifico, o anche qualche sottolineatura, qualche passaggio che magari ci ha colpito o sul quale vogliamo chiedere qualcosa in più. Tecnicamente non credo che abbiamo un secondo microfono, vero Valentina? No, quindi magari vi avvicinate al palco, io mi metto qua giù, ecco, e facciamo questi interventi. Non so, ne raccogliamo 2 o 3 e poi lasciamo a Paola la parola. Prego. Venite. Ciao. Verso l'inizio del suo intervento aveva detto non c'è relazione educativa. Non si sente, allora beh. Forse meglio. Sì, perché rimbomba molto qui sopra. Rimbomba e non si... Lo tengo. Devo sentirti per Sì, poter capire. non c'è problema. Giusto? Ciao. Samuele. Verso l'inizio del suo intervento ho detto non c'è relazione educativa senza dissimmetria, e non so se mi sono perso il passaggio, ma non ho ben capito cosa intende con dissimmetria e cosa vuol dire effettivamente. Vado a sedere. Sì, ciao, Manuel. All'inizio aveva detto che i problemi principali con i ragazzi sono che non hanno più la concezione dello spazio-tempo e... Non sente? Vengo là. Scusami, mi dispiace, ma io devo sentirvi. Vai, Manuel, ho capito solo Manuel, ok. Vai, Dicevo all'inizio che i problemi con i ragazzi sono legati al fatto che non hanno più una concezione concreta dello spazio-tempo e che non hanno più paura, tra virgolette, degli adulti, e quindi che le punizioni in generale non servono. Mi farebbe piacere sapere se lei ha degli strumenti da fornirci a noi come educatori da poter utilizzare allora per poter far capire ai ragazzi magari gli errori che commettono. Mi dispiace che li faccio fare la ginnastica, ma da lì non riesco a sentire. Meglio così, 2 ore che stanno seduti. Ecco, fanno una piccola passeggiata. Buongiorno. Buongiorno, io sono Elisa e volevo chiederle come poter interagire in maniera proficua e anche efficace con i bambini. Io sono un capo NLC, con genitori separati o divorziati che vengono scaricati da noi, nel senso che noi abbiamo una lupetta che è stata proprio scaricata dai genitori, da noi non se ne occupano, non vengono alle riunioni, e lei questa cosa la risente e ne soffre anche. E naturalmente, non essendo degli psicologi, non sappiamo come poterla aiutare e quindi sì, farle vivere l'esperienza in maniera piena, ecco. Grazie Elisa. Prego. Marco, volevo capire un attimo una cosa. In genere noi quando abbiamo ad esempio problemi con i ragazzi o quando abbiamo dei problemi ci rivolgiamo spesso alla famiglia, o anche quando hanno problemi a scuola viene coinvolta la famiglia dei ragazzi. Però mi chiedevo
se la famiglia ad esempio lavorano o comunque non è che hanno tanta presenza effettiva sui ragazzi anche a livello di tempo, per cui mi chiedevo chi è che effettivamente educa i ragazzi, perché passano la maggior parte del tempo a scuola ad esempio. Grazie Marco. Vuoi rispondere intanto a queste, poi facciamo tutte insieme. Sono già qua in fila. Buongiorno, io sono Elena. Mi ha colpito in particolar modo quando ha parlato dei ragazzi che si fanno male fisicamente per in qualche modo esistere. Nella fattispecie abbiamo un'esperienza nel nostro gruppo e quindi mi interesserebbe capire come poter aiutare questi ragazzi a fargli capire che non è necessario questo sistema e non è utile. Grazie. Non è né necessario né utile. A voi una penna? Aspetta che ne ho una. Prego, vieni. No, vai. Le raccolgo tutte dopo quello che piace. Già le domande sono un regalo a me, le domande, quindi perché devo rinunciare al regalo a me? Vai. Buongiorno, sono Giorgia e non sono così brava con le parole, quindi tutto discorsone di ascoltare, capire dentro cosa sia. Concretamente io con sta squadriglia che non ha fatto niente per l'impresa, che cosa faccio? Cioè, Paolo, io invece avrei un dubbio. Quando il comportamento disobbediente o comunque di contrasto è un sintomo di difficoltà di relazionarsi con l'adulto e quando invece è una difficoltà di relazionarsi con il gruppo dei pari? Salve, io sono Francesco, capo in branca LC e volevo chiederle dei suggerimenti pratici riguardo al terzo punto di approccio per instaurare una relazione significativa, cioè nell'ascoltare il ragazzo, perché noi ci troviamo molto spesso di fronte a dei bambini, stiamo parlando nel momento in cui li seguiamo per la progressione personale, quindi per le piste, in cui molto spesso non rispondono ai nostri stimoli. Noi gli facciamo delle domande, ma loro sembrano un po' persi senza risposte. Volevo capire un po' quali suggerimenti, quale spiegazione potrebbe darci di fronte a queste loro reazioni. Salve, io sono Giada e lei ha parlato che appunto i ragazzi per attirare l'attenzione magari commettono stupidaggini eccetera eccetera. Nel momento invece i ragazzi più timidi, quindi che non esprimono le loro cose, esempio addirittura che non parlano proprio con gli adulti, cosa si può fare in questo caso? Ragazzi o bambini? Ragazzi. Sì. No, senza. È un po' simile alla domanda che abbiamo appena fatto, nel senso che io sono capoclan, quindi ho i ragazzi dai 17 ai 20 anni e vedo come fanno fatica. Lei ha usato un verbo bellissimo che è confliggere e sogniamo da capi di vederli confliggere tra di loro e con noi. E invece è come se sempre reprimessero tutto quello che fa parte del loro pensiero, no? E avessero paura di venire fuori per quel che sono, per un giudizio. E il sogno è quello proprio di spingerli
al conflitto e l'incapacità da educatore di trovare gli strumenti. Ecco. Salve, io sono Federico e volevo chiedere, alla fine aveva parlato, diciamo, dell'importanza dell'insegnamento, della passione per l'apprendimento per i bambini e i ragazzi, ecco. Volevo sapere, qualora appunto si vedessero situazioni magari di inerzia in questo, di bambini nel mio caso, però anche ragazzi, che appunto non dimostrano questa passione, se c'erano consigli pratici o strumenti specifici, diciamo, per aiutarli a vincere questa tendenza all'inerzia un pochino. Sì, perché sennò... Ciao, sono Anna e anch'io sono capoclan. La domanda è la seguente. I ragazzi vogliono essere ammirabili, però molte volte nella comunità è anche importante spiegargli che c'è un confine, cioè che non possono sempre fare, diciamo, i personaggi, ma devono imparare a tenere anche il filo del gruppo. Quindi se esiste un confine anche di come possiamo operare noi per dire sei un bravo ragazzo, sei ammirabile, quindi ti riconosco, ma devi anche imparare a stare con gli altri. Purtroppo le domande sono tantissime, ma dobbiamo, quelli che sono in piedi dopo basta perché il tempo corre. Salve, io sono Barbara. Prima lei parlava dei ragazzi che confondono i sogni con la realtà. Io sono capo lupetti di bambini da un po' di anni e sempre più invece mi trovo con dei bambini che non sanno sognare. E volevo chiedere un consiglio su questa cosa. Grazie Barbara. Oggetti del consumismo. Salve, sono Francesco e nel nostro gruppo capita che molto spesso abbiamo dei ragazzi molto bravi, molto intelligenti e qualche caso di ragazzi un po' disagiati. Il nostro rischio è quello di dare un sacco di attenzioni a questi ragazzi un po' particolari e magari dimenticarci degli altri e rischiare addirittura che questi ragazzi si sentano ancora più disagiati perché sentono il peso, diciamo, delle nostre continue attenzioni. E volevo un po' un consiglio su questo. Buongiorno, io sono Anna e mi chiedevo una cosa rispetto all'emotività e al discorso che si faceva prima dell'ascoltarsi. E perché stavo pensando che tante volte capita, parlando anche con i ragazzi, di chiedere che cosa provino, che cosa pensino ed effettivamente nemmeno loro sanno spiegare di fatto le proprie reazioni e la propria emotività. E quindi mi chiedevo come possiamo aiutarli ad ascoltarsi. Perché tante volte, secondo me, anche questa è proprio la difficoltà, no? Che loro manifestano. E è difficile per noi come educatori, secondo me, dargli dei consigli o comunque stargli vicino nel momento in cui nemmeno loro sanno interpretare i loro comportamenti. Buongiorno, mi chiamo Davide. E prima diceva che ai ragazzi manca la capacità di sopportare le frustrazioni e mi piacerebbe sapere come si insegna. Allora, tanto grazie, sono tutte veramente domande molto interessanti che ovviamente aprono a tanti discorsi in cui 10 minuti che ho di tempo
Quindi, prima roba, che è l'ultima, come si sopporta la frustrazione? Che se non posso, non posso, perché ognuna è un grande discorso. Diciamo che io prenderò alcuni fili e basta. Come si insegna appunto la frustrazione è così. Cioè, che noi stessi oggi saremo tutti voi, tutti questi capi che sono venuti qui e forse anche quelli che non sono venuti, si porteranno a casa una certa dose di frustrazione. Se riuscite a sopportare il fatto di poter rinunciare al desiderio di avere di più, bene, allora voi siete capaci di sopportare la frustrazione e così trasmetterete, perché si trasmette più per l'esempio che per le parole. Diciamo che la domanda che più mi ha inquietato e a cui è più difficile rispondere è la prima a cui provo a rispondere, poi riprenderò anche le altre, ma è quella di Giorgia che dice: io non ho parole, allora mi dica, cosa faccio? Mi inquieta Giorgia, no? Mi inquieta perché io ho paura, proprio io, sai, ho paura del tentativo di semplificare delle risposte che si comprano al supermercato. Mi dispiace Giorgia, ma le risposte educative, le risposte relazionali, le risposte affettive, le risposte d'amore non si comprano al supermercato. Non sono preconfezionate, non sono insalata già lavata, non sono cibi già cotti o precotti. Io vi ho potuto e ho provato, nel limite appunto delle mie capacità, a darvi degli ingredienti. Adesso con quegli ingredienti dovete provare a cucinare il vostro pasto. E veramente mi fa male nel senso che penso che veramente è una grande difficoltà che Giorgia ci ha permesso tutti di affrontare. Giorgia per tutti, Giorgia di quel pezzettino che ognuno di voi vorrebbe avere la risposta precisa che io chiamo supermercato, cioè che si compra una risposta. No, la risposta bisogna trovarsela, Giorgia, legandole a se stessi, alla propria storia, alle proprie esperienze, alle proprie vicissitudini. La relazione educativa non si compra, si crea con quello che noi siamo. Se poi in quello che noi siamo in grado di attingere dal mondo circostante, abbiamo detto il clan, abbiamo detto gli incontri con degli esperti, abbiamo detto gli incontri tra di noi, abbiamo detto gli incontri con la scrittura, con i libri, con gli approfondimenti. Questo ci permetterà allora a tutte queste persone che hanno aperto tanti discorsi molto utili di iniziare su quella domanda che mi avete posto, di iniziare una loro ricerca personale, nel gruppo, nel clan, nel sapere, nei maestri, nelle conoscenze, nei libri, perché questo è veramente il frutto del lavoro che state facendo in questi giorni e che io spero di aver piccolo contributo averlo potuto dare. Non ci sono risposte preconfezionate. Cosa faccio? Non esiste. Perché cosa può fare Giorgia di fronte ai suoi ragazzi che fanno questo o fanno quello, e non è l'unica che mi ha posto una domanda, è che lei l'ha posta molto precisa, no? Cosa posso fare? Crescere nella comprensione di questa fatica e piacere di educare in relazione. La risposta è: crescete. Crescete, imparate e maturate. Allora poi alcuni di voi mi hanno detto: e cosa vuol dire, dottoressa, maturare qua? Di simmetria. No, certo, magari io uso sta parola, ma vuol dire che può educare solo chi per statuto è già diventato grande. Questo vuol dire di simmetria, che dobbiamo essere grandi, perché se siamo come i piccoletti, al di là della loro età, che pretendiamo, che pensiamo che il mondo giri attorno a noi, che pensiamo che quello che desideriamo lo dobbiamo avere, che pensiamo che gli altri devono essere come noi vogliamo, che pensiamo che gli altri devono rispondere alle nostre esigenze, vuol dire che non siamo cresciuti, quindi non siamo dissimmetrici. Si cresce sempre però, quindi un pochino,
voi, un pochino io oggi ascoltandovi, tutti cresciamo. Se l'esperienza dell'incontro ha avuto un senso è perché io, ascoltando le vostre domande, posso crescere nei miei interrogativi sulla fatica dell'essere educatori oggi, e voi potete dire, bene, apriamo una ricerca, una comprensione, no, sul tema che ci interessa. Potrebbero diventare dei piccoli momenti di discussione all'interno di quel gruppo di capi a cui voi partecipate. Mi pare che poi 2 sono le aree che certamente richiederebbero grande approfondimento, ma su cui voglio dire delle cose. Una, Elisa porta uno dei temi grossi oggi, che è: le famiglie ce le scaricano, se per di più sono famiglie che hanno anche dei problemi, ci scaricano e ci delegano delle bambini con le loro fatiche, con le loro difficoltà, che va a unirsi alla domanda su, appunto, quando la famiglia non c'è, quando la scuola non fa, i ragazzi sono in difficoltà, no? E la famiglia però non risponde e non sempre corrisponde a quello che noi ci aspetteremo i genitori potessero fare. Adesso vi dirò una cosa che è anche una provocazione, però un po' ci credo. Smettetela di pensare che qualcun altro possa fare qualcosa. Punto. Genitori non fanno, punto. Smettetela di pensare che possano fare. Se fossero capaci di fare, farebbero. Se non sono capaci, cosa voi avete come capacità, come opportunità, come grande occasione di offrire alla mia piccola bambina Lupetta qua, con dei genitori che la scaricano, che si sono separati, che sono presi da altro e chissà da cos'altro, l'opportunità di incontrare una persona che vorrà bene Elisa, che starà vicino a Elisa, che aiuterà Elisa a socializzare con gli altri bambini, che farà sentire Elisa ben voluta. Bene, voi concentratevi su cosa potete offrire ad Elisa nelle ore che viene da voi e sbarazzate tanto il campo su cosa dovrebbero fare le famiglie e cosa dovrebbe fare la scuola. Tutte le istituzioni sono in crisi, quindi l'istituzione scolastica è in crisi e ha dei grandi motivi per esserlo, la famiglia è in crisi totale, quindi non possiamo chiedere a delle persone che stanno male, che sono in crisi, che non ce la fanno, che sono fragili e smarrite, di più se c'è anche la separazione, sono in momenti di grande difficoltà, di poter fare qualcosa che non riescono a fare. Credo che il nostro incontrare i ragazzi, i bambini, sia offrire ai bambini degli adulti che possono occuparsi di loro. Non occupatevi troppo delle altre agenzie educative. Fate quello che potete. Certo che se la famiglia funzionasse, se la scuola funzionasse, tutto funzionerebbe meglio, ma non è così e non sarà così per molto tempo. Allora, prendete le difficoltà che voi avete elencato tutte in maniera molto precisa, no? I ragazzi che non parlano, non dicono quello che pensano, non sanno sognare, non si permettono di esprimersi, non sanno confliggere. No, prendete tutte le difficoltà. Non pensate che dovete risolverle, pensate che dovete affrontarle. E nel passaggio dal risolverle all'affrontarle è saper sopportare che i ragazzi vi portino quel problema, tollerare la frustrazione che vi portino quel problema e attraverso la comunità capi provare delle idee creative per affrontare quella situazione. Ciò che il vostro metodo vi deve dare è una risposta creativa. Faccio un esempio stupidissimo, ma per intendere cosa dico, non parlano perché hanno represso la possibilità di esprimere quello che hanno in testa, perché ritengono che dovrebbero dire la cosa giusta, approvata e che va bene, perché chi non dice che il mare è blu ma dice che il mare è giallo viene depennato dal
famiglia, dalla scuola, dal mondo. Invece il mare è anche giallo, perché quando riflette il sole è giallo, rosso e di tanti colori, ma il mare deve essere blu. Allora, no? Loro hanno paura di non dirvi che il mare è blu, perché quella è la risposta giusta che gli adulti, il mondo si aspetta da loro. Se non parlano, dovete usare la creatività. Voi avete la possibilità di giocare al teatro, giocare alle marionette, giocare al diario, giocare, creatività vuol dire strumento innovativo, per uscire dagli impasse che tutte queste situazioni che mi avete presentato, i ragazzini timidi, i ragazzini che non parlano, i ragazzini che non accettano il conflitto, voi potete rimettere in moto, ma per poter fare questo dovete abbandonare l'idea che dovrebbero essere, quindi sono così, non c'è facile soluzione, abbiamo detto, quindi bisogna accettare che le cose sono così e domandarsi cosa posso fare io perché si muova qualcosa, cosa posso fare io e divergere, cioè non fare quello che fate sempre, ma trovare una strada trasgressiva, divergente, che vada in un'altra direzione. Penso che questo ci porta a dire che gli strumenti che dobbiamo trovare sono degli strumenti nuovi. Tra questi c'era la domanda di Manuel che diceva: ma se non puoi anche punirli, ma non serve niente, che cosa lei ci suggerirebbe di fare? Allora io penso che dalla punizione, che ritengo e che ho visto poveri genitori, poveri insegnanti affannati di fronte a tutto questo che non porta da nessuna parte, passare alla creatività. Ai genitori dico: per punizione li portate a vedere l'opera alla Fenice, per punizione gli fate fare un corso di cucina, per punizione andate con loro a fare una visita al museo, cioè rimettete in moto la creatività. L'unica cosa che li salverà sarà ridare loro creatività. La punizione allora è fare qualcosa che rimette in moto la creatività. Basta, mi fermo. Perché potrei fare... Grazie Paola, è un peccato doverci salutare. Ecco, io dico il mio grazie per aver spostato, o meglio ricentrato, il senso della nostra relazione con i ragazzi. Ecco, dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo prenderci la responsabilità di questa relazione senza scaricarla ad altri. Grazie, allora adesso abbiamo anche un ringraziamento ufficiale. Prima di questo vi ricordo che ci sono alcuni libri in vendita di Paola qui sotto, adesso Valentina andrà al banco e insomma gestirà la vendita e basta, dovete essere qui poi per le 11:20, quindi ci sono 10 minuti circa per il bagno, quello che ritenete. Grazie ancora. Sì, i responsabili di zona devono fermarsi per la messa.